Buongiorno, oggi 4 maggio 2012 e dal Production Isole Sparse Renato De Paoli. Vi raccontiamo cosa che è la tabula peutingeriana che ho citato in tanti video. Allora, la tabula peutingeriana, per dirla in parole povere e brevi, è un antico Atlante di epoca romana, ricopiato poi, cioè pervenuto grazie a delle ricopiature, chi dice secondo secolo d.C., chi dice terzo secolo, chi dice addirittura XIII secolo d.C. Comunque l'originale di questa copia rifatta, che qualcuno la fa risalire al secondo secolo, si trova a Vienna al museo e non è visibile pubblicamente, ma bisogna fare richiesta. Da un po' di anni mi esercito a riprodurla per avere notizie del secondo secolo, spero. Comunque vediamo abbastanza facilmente come era fatto un Atlante dell'epoca. Intanto era un rotolo che racchiudeva tutti i luoghi notevoli dell'epoca. Era un rotolo lungo 6 metri che si srotolava, si teneva in una cannuccia probabilmente, e su questo rotolo ci sono disegnati tutti i luoghi notevoli dell'epoca. Allora, se cominciamo da questa parte in fondo, oggi è stato tagliato, è stato smembrato in 6 pezzi, non so per quale motivo, e comunque è a Vienna che si può vedere l'originale. Ci sono anche degli autori che l'hanno riprodotto ed è un bellissimo oggetto per collezionisti. Qui vediamo per esempio Gerusalemme. Questo è il mare. I mari in questa tavola sono molto condensati, mentre è dato più spazio alla parte territoriale. Questa sarebbe Cipro per esempio, e qui c'è Gerusalemme. Queste sono le foci del Nilo, e qui davanti abbiamo la Turchia o Anatolia, che c'è lunga, mentre vedete il mare Mediterraneo, cipriota e libanese fino alla Grecia è molto ristretto, è una piccola fascetta. Era poco importante, si vede per i navigatori, questa mappa, disegnare la dimensione del mare. Poi vi sono disegnate tutte le postazioni, i luoghi notevoli, le città. Ecco, allora ve lo faccio vedere prima nella sua interezza, così uno può avere uno sguardo d'insieme di come era fatta la geografia d'epoca romana. Qui vediamo in questo passaggio qua Creta, questa è l'isola di Creta, e qui invece abbiamo l'ingresso al Bosforo. Questo è il Bosforo, Costantinopoli, vedete con questo bel simbolo. Qui c'è la Caria, la Lidia e la Misia, poi questo lungo segmento che si trova qua sopra è il Mar Nero, anche quello ridotto, molto ristretto pur se visto in proiezione. Poi ci si sposta sulla carta e si prosegue dentro il mare e ci si avvicina alla Grecia, all'Ellenia, e poi si arriverà. Ecco, queste sono le parti inferiori della Grecia o Ellenia, Corinto, Azio, luoghi notevoli. Questo è il canale di Corinto, e qui c'è Azio, famosissima, 31 a.C., per la famosa battaglia di Antonio e Cleopatra contro Ottaviano, che sancirà la vittoria di Ottaviano e la sconfitta definitiva
di Cleopatra e di Antonio, e Ottaviano diventerà Cesare Augusto, imperatore primo imperatore della epopea augustea romana. Finisce la Repubblica. Qui risalendo, questa è Cefalonia, qui c'è Zacinto, tutte le coste già venete, Corfù. Questa invece comincia a essere la Puglia, e questa è la Calabria, e questa è la Sicilia. Dal lato opposto, appena di là del mare, molto tratteggiato molto brevemente, si trova l'Africa, l'attuale Libia. Poi risalendo ancora, qui ci incuneiamo nella Dalmazia, nell'Epiro. Questo avevamo detto prima, là sotto è il Peloponneso, l'Epiro, e poi l'Adriatico, abbiamo detto, la Dalmazia, le coste italiche, e poi si risale fino ad arrivare ai luoghi, alle bocche di Cataro, si trova in questo punto. Di fronte abbiamo il Golfo di Napoli con Pompei e i luoghi notevoli dell'epoca romana. E poi risalendo ancora, ecco, abbiamo detto le bocche di Cataro con Perasto, antiche luoghi importanti veneti della Repubblica Veneta. Poi qui abbiamo un piccolo ritaglio colorato che fa vedere un po' una riproduzione ulteriore di questa mappa, e mette al centro Roma, il famoso detto che tutte le strade portano a Roma. Infatti questa era un Atlante che definiva anche le strade, la distanza tra città e città, circa una giornata di cammino tra una e l'altra, e poi dava anche tante altre istruzioni del tipo di città che si trovava. Qui abbiamo la città di Roma. Qui risaliamo l'Adriatico per quanto ci concerne, che è questo istmo qua, i Liburni. Qui ci sono segnati i Norici nella ex Jugoslavia. E poi risalendo arriviamo all'Adriatico, Alto Adriatico cosiddetto, oppure Golfo di Venezia, anche se il Golfo di Venezia fin da tutta l'epoca veneziana, cioè fino al 1796-97, era da Corfù in poi era considerato mare veneto. Infatti la marina veneta era stanziata a Corfù e aveva il suo controllo da quel punto, con l'Issa e con tutte le coste controllate e porti franchi. Ecco, qui vediamo l'Istria. Qui arriviamo nella zona che più abbiamo indagato, perché noi interessa l'angolo veneto, il famoso angolo acquario, e qua poi avremo degli ingrandimenti, delle illustrazioni. Ci sono delle cose notevoli. La cosa più notevole che c'è scritta su questa carta, c'è scritta per ben 3 volte Ostiglia, 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 che non è l'Ostiglia odierna, che è una piccola cittadina di non supera i 20.000 abitanti, ma Ostiglia era una zona ostile, ovvero una foce acqua sulla Esis. Era la foce come quella del Nilo, dove c'erano tutti isolotti e tutte zone acquatiche, e partiva da Ravenna, anche più in giù, da Senigallia, Senoni, Galli, fino a Mantova, e
è segnato in molta evidenza Aquileia e Altino, oltre a altre città come Verona, Bologna e Mantova. Poi la carta prosegue. Questi sono gli Appennini che dividono la Toscana dall'Emilia e dal Veneto, e poi queste sono le Alpi, e poi ci si inoltra verso l'Europa, verso la Francia. Questa è l'Alta Europa e questa è la Francia che stiamo indagando, dove abbiamo trovato su questa carta la dizione di nella zona nord, che per ora non abbiamo ancora studiata approfonditamente, però ci sono pretorie venete, pretorie agrippine, veneti, Reno, Foro, Adriani, eccoli qua, e siamo nel mare di fronte alla Danimarca, siamo vicini alla Danimarca o vicini all'Inghilterra. Questo tratto di tavola peutingeriana manca nella realtà ed è stato ipotizzato, il segmento che non vi faccio vedere, invece questo è un segmento reale esistente. Va bene, questa è la terra di Francia, abbiamo detto, e questa forse potrebbe essere la Bretagna, adesso studieremo più avanti. Comunque avete avuto un'idea di cosa, quando citiamo la tabula peutingeriana, è una delle mappe più antiche che conosciamo, è abbastanza intelligibile, moderna, ancora oggi. Questa carta è stata, se volete degli aiuti, Bosio, uno scrittore, uno studioso storico di arte contemporanea, l'ha pubblicato il libro La tabula peutingeriana e l'ha analizzata. L'edizione non ricordo più da chi è edito, comunque fate le vostre ricerche così trovate una guida più ortodossa di quanto non sia io. Mentre qui abbiamo l'annotazione dove si trova depositata, custodita questa tavola, detta tavola peutingeriana, con il nome del bibliotecario che la trovò. Si trova a Vienna nella Hofbibliothek in Codex Vindobonensis, Biblioteca Nazionale di Vienna. Ecco, questa mappa venne scoperta da un bibliotecario, sembra, e comunque ha un'origine abbastanza incerta. Qui vediamo il mare Ligure con Nizza, Marsiglia e Tolone sono in questo punto qua, Genova, Portofino sono segnati qua. Andiamo avanti, ve la rifaccio vedere un pochino così, ma l'avete già vista, tanti piccoli particolari si stanno studiando, ho tante note sotto. Questa ve l'ho già detto che si tratta di una carta del III secolo, ma con varie interpretazioni, insomma, vabbè, queste sono notizie tecniche, poi vi troverete voi, secondo il Miller, la data 365-366 d.C. questa, insomma, ci sono. Allora, perché è bella e importante per noi veneti questa tavola? Ecco, un ingrandimento, e qua vediamo quello che vi ho detto prima. Vediamo un po', la giro dalla parte vostra, giusta, eccola qua. Vediamo che qui è segnato Altino, questa è Aquileia,
e qui c'è segnato per 3 volte Ostiglia, 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 Ostiglia. Allora dice Ostiglia, passus, sono passi 30, 10 fa 30, 33 1000 passi. Ecco una definizione tecnica della distanza che passa tra Verona e la città prima che si trova qua sotto, dovrebbe essere Ravenna. Nell'ingrandimento è saltato. Qui invece vediamo il Meduaco Maio e il Meduaco Minor. Poi ci sono varie altre descrizioni. Aquileia, e c'è scritto Aquile, non Aquileia, Aquile. Vediamo Concordia, Altino, Patavius, Padova, Opitergio, Oderzo, Vicentia, Vicenza, da dove vi parlo. Ecco, da Verona a Aquileia c'erano sempre in migliaia di passi 25, 26, 27, 28 mila passi. Vi ricordo che davanti ai romani c'erano gruppi di contapassi che avevano il dovere di contare i passi che si facevano per sapere se in progress sempre quanto distava la meta ogni giorno che si facevano le marce forzate di 30-40 km ogni giorno. Le truppe si muovevano in questa maniera all'epoca. Qui vediamo Mantova, queste sono in rosso, sono strade, questi in azzurro è l'acqua dell'angolo veneto. In questo punto abbiamo segnato gli Appennini, questa è Bologna o Felsina, e qui c'è Quirina, dovrebbe essere Modena. Altre cose importanti, allora Verona ve l'ho detto è questa qui invece viene raccontato quello che c'è al di là delle Alpi, e qui leggiamo Rui Tartaro Rog X1135 Lariacis, va bene, la tavola peutigeriana. Vediamo se ho qualche cosa più bella. Ecco altri piccoli stralci di studi che dicono pressappoco la stessa cosa. Un ingrandimento ancora da assemblare, da sviluppare, che fa vedere Aquileia, che non era in terraferma come oggi, ma aveva davanti a sé un'enorme laguna meravigliosa, e anche l'architettura è di straordinaria importanza. Ecco un altro ridisegno, un disegno che rielabora ancora Aquileia, l'Istria e l'Italia, cioè l'Italia, il Veneto, la Esis che scendeva giù. Vedete, la Esis, il Po cosiddetto, non sfociava dove attualmente sfocia, ma era lungo e libero, a seconda dell'epoca, spazio acquatico che sommergeva, ovvero era la foce dell'Adige e del Po, i due fiumi principali. Ecco. Vediamo altre ricerche.
sviluppare. Chi va a Vienna ed ama questa materia deve fare richiesta e potrà vedere forse questo meraviglioso Atlante. Va bene, poi le ricerche nostre sono andate avanti ancora, il video adesso è sui 20 minuti, penso che abbia anche annoiato magari qualcuno, però poi parleremo di altri studi. Eccola qui un'altra riproposizione con altra grafia, sempre della stessa zona, per riuscire a individuare i punti principali in epoca romana, e ribadisco erano Altino, Aquile, Concordia, Vicenza, Mantua, Verona, e poi c'era il Meduaco Mino e il Meduaco Maio. Va bene. Qui abbiamo Jacopo Filiasi invece, che racconta questa foce nel 1796 e racconta che questa era una Venezia marittima. Ci teneva a sottolineare che non è che la Venezia marittima era fuori sul mare, ovvero poi prima Strabone lo chiamava oceano, ma Venezia, la Venetia, era un territorio omogeneo di foce che prendeva da Mantova, Verona, Bologna, Senigallia, Venezia, Altino fino al Timavo, Aquileia, Concordia e che più ne metta. Era ed è un'area di acqua con tutti isolotti, isole. Va bene? Ecco, qui abbiamo il progetto Marco Polo, che dovrebbe ridare fluvialità a livello europeo alla grande nostra risorsa che è l'acqua, su cui si può andare più velocemente e quasi con gli overcraft che sull'autostrada. Quando tu lasci l'acqua libera, ci vai sopra con l'overcraft, no, hai 1000 autostrade che ti portano dove vuoi. Infatti tutte le città venete sono fatte alla marina, dice lo storico. Vabbè, non vi dico altro per oggi sulla tavola peutigeriana. Grazie a tutti, a presto, risentirci. Renato De Paoli, Isole Sparse.